con Don Damiano, appunto parroco di Taglio di Po, 139esima rievocazione del miracolo della Madonna del Vaiolo. Cos'è la Madonna del Vaiolo secondo lei per Taglio di Po e cosa rappresenta anche per lei, visto che sono quanti anni? Ormai siamo al sesto anno. Sesto anno che sì, appunto, già 6 anni. Cosa rappresenta per lei per Taglio di Po e per i cittadini di Taglio di Po? Ma certamente c'è una devozione forte, un attaccamento, c'è un grande desiderio di fiducia, di speranza quando si parla di Maria, in modo particolare della Madonna del Vaiolo, nelle varie generazioni, vicine e anche lontane, perché molti negli anni sono poi emigrati in Piemonte, in Lombardia. C'è questo attaccamento, c'è questo desiderio anche di ritorno e di poter incontrare, di poter onorare quella che è questa presenza, insomma, di Maria, che è in questi ormai quasi, ci prepariamo per il prossimo 140esimo, insomma siamo a 139, ma sono numeri importanti. Ha continuato a benedire, a proteggere, ad accompagnare la vita e davvero la serenità di questa gente. Ecco, però è strano che non sia mai scemata la devozione, perché io che ci sono nato qua e la seguo ormai da un bel po', non è mai calata la devozione, l'appartenenza, le 5-6 mila persone che ogni anno si presentano, come diceva lei, da fuori. Qual è il fascino secondo lei? Al di là del fatto anche religioso, però c'è qualcosa in più? Ma la marcia in più sicuramente è che oramai la tradizione e anche come dire, lo stile un po' della vita della Madonna del Vaiolo è entrato nella cultura, è diventato un elemento strutturale di quella che è la vita anche di questa comunità. Per cui di generazione in generazione questa cosa ha fatto sì che venisse trasmessa dai figli ai nipoti e via via fino ad arrivare ai giorni nostri, facendolo diventare qualcosa di costitutivo. Si sa che il 27 di gennaio, costi quel che costi, ma c'è la festa della Madonna del Vaiolo e quindi si esce in processione, si fa festa e si dice grazie alla Madonna. E come ogni anno parteciperà Sua Eccellenza il Vescovo? Il Vescovo, certamente, il Vescovo Giampaolo di Anina ha dato la sua disponibilità, quindi sarà presente sin dall'inizio con la processione delle ore 15 che farà il tragitto normale, insomma quello tradizionale che ha sempre fatto, e poi proseguiremo con la celebrazione eucaristica e la messa tutti assieme. Ma c'è ancora come si dice, la ricorrenza di venire quando si ha qualcosa da confidare, in particolar modo che ce l'hai qua, alla Madonna del Vaiolo? Qua a Taglio di Po, secondo lei? Credo di sì, capita spesso di trovare preghiere, capita spesso di trovare proprio sull'altare, anche oggi insomma c'è un cestino dove hanno preparato delle preghiere e nel segreto e nella discrezione uno le porta, uno le lascia lì ai piedi di Maria, e questa diventa anche una forma anche simbolica, no, di ricordo di quella che può essere anche una relazione personale con la mamma di Gesù, per chiedere un po' in fondo come rappresenta l'immagine stessa. Vorremmo anche noi tante volte, che siamo grandi o piccini, con i capelli o senza, abbiamo voglia di salire un po' in braccio della Madonnina, di lasciarci anche un po' coccolare e proteggere dalle tante infinite situazioni. Chi non chiede un po' di salute per sé, per i propri figli, per le persone a cui vuole bene, quindi la Madonnina continua ad accompagnare la vita. Le faccio una domanda che ho fatto a qualche suo predecessore. Perché resta circoscritto a questo territorio questo culto? Non è diventato per esempio culto mariano, un santuario mariano? Cioè, cos'è mancato per fare questo salto? Oppure fa parte del nostro DNA di tagliolesi di rimanere sotto traccia, secondo lei? Ma credo che sia un'ottima intuizione che ricevo, quella di dire perché non facciamo un santuario. Beh, sarebbe interessante, ecco. Quindi credo bisogna muovere un po' di carte, bisognerà muovere, ecco, e sentire certamente alcune responsabilità, il perché, che cosa può rendere una parrocchia un santuario. Credo questa sia una buona prospettiva anche per dire, chissà, piano piano nel tempo far sì che qui nel cuore del Delta del Po ci possa essere anche un santuario dedicato a Maria assieme agli altri santuari che ci sono. Nell'eventualità la prima intervista la fa a me. Più sicuro? Sì, certamente. Grazie Don, complimenti. Ci mancherebbe, grazie a voi. Noi seguiremo grazie. Con la voce in tutte le varie le fasi della processione, e quindi ci teniamo a esserci presenti. Grazie, vi aspettiamo davvero numerosi, belli, perché siamo sicuri sarà una bella preghiera e una bella anche espressione di una Chiesa che si muove tra la gente e che desidera davvero con semplicità dire il proprio grazie per quello che ha ricevuto. Grazie Don Damiano. Grazie a voi, grazie.